Nella continua ricerca di se stesso, il genere umano si pone delle domande. A queste domande una giovane musicista cerca delle risposte attraverso il proprio spettacolo. È questo argomento che ci consentirà di parlare di musica. Nostra gradita ospite oggi è Serena Stabile, benvenuta. Buonasera. Allora Serena, uno spettacolo che viene fuori, come tu ci hai già anticipato, da un sogno. Cerchiamo di interpretare questi sogni per non finire da Marzullo. Un sogno che sono state praticamente le indicazioni che hanno dato a me la possibilità di mettere in scena questo spettacolo. Appunto c'è nella locandina l'immagine di un angelo ed è questo stato il mio sogno 3 anni fa. Un angelo mi disse: la vita è come una strada piena di paletti, tutti diversi tra loro, posti l'uno dopo l'altro, istante dopo istante. Ogni uomo sceglie, decide come vivere le proprie esperienze. Nel corso del tempo della mia vita, le mie esperienze mi hanno portato a capire tante cose crescendo e poi ho capito che se fosse stato un angelo o uno spirito, e quindi a quelle parole che io ricordo del sogno sono proprio le prime parole con cui inizia lo spettacolo. Io non ho fatto altro che aggiungere un lato più laico della situazione e quindi ho aggiunto, e questo spiega tutto, che portino il burqa, che parlino inglese, che i loro occhi siano verdi o neri. Gli uomini ricercano sempre l'amore, un equilibrio interiore, una verità. E poi l'amore, secondo la grande citazione di Osho, un pensatore insomma famosissimo nel mondo, dice: l'amore non è un bisogno, ma un fluire, è abbondanza. Significa possedere così tanta vita che non puoi far altro che condividerla. Bene, sono questi principi su cui si basa tutto, dal sogno alla realtà, tutto quello che ho incontrato, affinché tutte le persone, appunto, di tutte le religioni differenti possano capire che se noi andiamo avanti nella vita è perché c'è una linfa vitale, una ricerca interiore. Chi non ha mai sognato un'anima gemella? Chi non ricerca un equilibrio, un benessere? La nostra verità. Ognuno di noi va avanti per ricercare delle cose, quindi il vero. Quindi alla ricerca del vero, dell'amore e dell'equilibrio. Senti, si nota come tu, pur essendo giovanissima, hai molto di teatrale, molto di scenico. Da quanto tempo studi sia canto, perché tu sei una soprano, e da quanto tempo invece ti occupi invece di scrivere testi teatrali? In realtà ho cominciato a scrivere testi da piccola e i testi che sono stati utilizzati, chissà, i casi della vita, sono proprio i testi tratti da un libro che ho pubblicato quando avevo i miei 15 anni, casualmente. Tutti i testi intersecati l'uno dopo l'altro erano proprio il racconto e la ricerca di questa umanità. E quindi io ho cominciato in realtà non come soprano, ma ero una ballerina di danza classica e poi io scrivevo poesie, testi teatrali e all'età di 15 anni ho cominciato, 15-16 anni, ho cominciato a cantare, a studiare come soprano. Hai molto di accademico, fra l'altro nel tuo spettacolo, che è anche molto articolato, noi riusciamo a intravedere delle immagini, è articolato in vari momenti, hai scelto diverse componenti che hanno contribuito a questo spettacolo, un trio di jazz, un ballerino, un'orchestra che ha suonato con te. Come hai scelto il susseguirsi di queste rappresentazioni? Non è stato poi così difficile. Il mio non è stato altro che un ritorno, la fusione delle arti, quindi ritornare all'antica Grecia, quindi la danza, il teatro, quindi in questo senso la poesia e la musica. Solo che in questo momento, in questo spettacolo, quella che è la protagonista
è la musica che si fonde con le altre. La musica simboleggia quelle che sono le emozioni umane, per questo si parte da brani che sono classici, brani di musica jazz e brani originali scritti per lo spettacolo, perché la vita è fatta piena di emozioni, tutte diverse tra loro, quindi anche per questo motivo la scelta dell'orchestra al centro e il danzatore. Quale simbolo migliore per dare l'idea dell'umanità che ricerca? Senti, vogliamo anche nominare il nome del coreografo? Sì, il coreografo e il danzatore è un grandissimo professionista e tra l'altro anche mio caro amico, a cui ho affidato il ruolo di protagonista e sono felicissima perché è stata, come dire, l'umanità a simboleggiarlo, il messaggio, seppur così difficile, è arrivato a tutte le persone che erano in sala. Sì, dunque Gennaro Gravagnolo ha curato la coreografia e ha anche danzato. Sì. Poi c'era il trio di poi c'era l'elemento Danisi. del trio jazz danese, immaginando un trio, l'orchestra che era il suo debutto, un'orchestra che ho fondato io, e ho avuto la valida collaborazione di quello che è stato anche il direttore artistico insieme a me del maestro Antima Pepe, che ha curato tutte le rielaborazioni, la scrittura di alcuni pezzi insieme ad altri due compositori, Luca Toller e Marco Scialò. Sei soddisfatta di questo risultato, di come ha risposto il pubblico allo spettacolo? Sicuramente non si è mai contenti di se stessi, questo è ovvio, però quello che mi ha colpito è stato sapere che chiunque fosse lì in sala, che appunto indipendentemente dall'età, e che il messaggio sia arrivato, e questa è la cosa più bella. Ora tutto nella vita può essere perfezionato, tutto è una ricerca, anche lo spettacolo per me è un paletto di vita, ma come dire, tutto si perfeziona, ma quello che conta è che il messaggio sia arrivato. D'accordo, allora Lasciati amare è il nome di questo spettacolo prodotto da Serena Stabile, e questo è stato l'argomento che ci ha concesso di parlare di musica.